La Roma deve approfittare del periodo no del COD e tentare di riprendersi il sesto posto, ma anche il Football 8 con una vittoria ha la possibilità di scavalcare il Bacci e allontanare la zona play-out. Gli obiettivi sono diversi, ma i 3 punti in palio questa sera servono ad entrambe, come non mai. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra e la 25esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Football 8 Roma Nord, Roma Calcio 8 GSA. Tutto pronto dunque per l'inizio di questa sfida che chiude la 25esima di A. Come vi ho detto, su questa sfida pesa il risultato di COD 272 Golbet, con la Golbet che ha vinto, dunque con la possibilità per la Roma Calcio 8 di portarsi al sesto posto andando a scavalcare proprio il COD. Ma nella 25esima ha perso anche il Bacci Immobiliare contro Atletico Fiumicino, dunque anche per il Football 8 c'è la possibilità di scavalcare un posto in classifica, passare dall'attuale 13° al 12° e dunque cercare di allontanare il pericolo play-out. Roma Calcio 8 in maglia bianca attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi in questo primo tempo. Football 8 Roma Nord consueta maglia azzurra che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri schermi nella prima frazione di gioco. Andiamo anche a vedere la lista dei convocati, partendo proprio dalla squadra di Simone Bonfiglio. Alessandro Cosimi è il portiere tra i pali al numero 7, Manuel Cosimi al numero 2, il capitano è Andrea Eusepi il numero 8, Andrea Moretti capocannoniere della squadra, 31 gol finora in stagione per lui, ha il numero 9, Roberto Natalucci ha il 15, Gabriele Pompei il 3, Nicolò Stenbock scusate, numero 5, Matteo Trincia invece al numero 11. Di Moretti c'è poco da dire, 31 gol in stagione, il vice capocannoniere della Lega. Davanti a lui c'è solo Marco Maramao dell'Atletico Fiumicino che di gol ne ha già realizzati 33. Intanto fischio d'inizio della partita con il primo pallone amministrato dal Football 8 Roma Nord. Noi intanto andiamo anche a vedere la lista di convocati della Roma, partendo da Spartak Borci numero 11, poi Giuseppe Chianese ha il numero 6, Simone Feola numero 10, Daniele Gabriele il portiere ha il numero 22, maglia numero 12 per Stefano Lazzarini. Seguiamo intanto questa prima azione e tiro da parte del numero 9 che è Simone Succi. Klaus Seferi, capitano e capocannoniere della squadra, quota 26 gol, ha il 16. Roberto Pisapia, vice capitano come sempre con il numero 2. Intanto c'è un altro recupero di palla con Seferi che scarica al pallone allargato sulla destra, qui c'è il primo salvataggio. Finisco i convocati della Roma: Daniele Russo numero 5, Francesco Marrocco numero 8, Alessio Oliva invece ha il 3. Chiudiamo con Salvatore Pauliello numero 4. Entriamo in cronaca anche quando siamo ormai grosso modo al secondo minuto di gioco, con Marrocco che allarga a destro dove c'è Alessio Oliva che torna indietro. Tanto anche le indicazioni arrivano dalla porta, con la Roma che cerca di costruire da dietro in pressing lì sui portatori di palla della Roma. C'è Andrea Moretti che riesce effettivamente ad andare in pressing, non a conquistare niente di più, e allora c'è la rimessa laterale per la Roma già battuta. Qui provato il pallone filtrante con Succi che prova a far girare, allarga sulla destra, qui tentativo di fallo, si ferma il giocatore del Futbolete Roma Nord, si prende il fallo e poi scambia con Eusepi. Buona l'imbocata centrale, buona anche però la lettura con l'azione portata avanti dal numero 2 del Football 8 Manuel Cosimi, che adesso va anche a battere la rimessa laterale, la battuta direttamente verso l'area di rigore, palla che viene spizzata fuori. Succi prova a mettere a terra, serve però un avversario, di preciso Roberto Natalucci. Poi arriva un altro fischio arbitrale, probabilmente per un tocco di mano da parte del numero 8 della Roma, Francesco Marrocco. Invece no, è sempre rimessa laterale.
interpretato male il fischio, scusatemi. Andiamo subito invece a seguire la rimessa laterale battuta da Natalucci. Eusepi fa girare in una zona però dove c'è alta densità di maglia bianche, c'è però Trincia che va a recuperare il pallone, scarica bene da Cosimi con il filtrante che attraversa tutta l'area di rigore, non riesce a coordinare il tiro Andrea Moretti. Daniele Gabriele fa girare, poi indietro, pallone ancora stato ben letto, poi tocca a Eusepi a far recuperare il footballetto, ancora Eusepi fa girare da dietro, scambia con il difensore centrale, poi torna sul pallone dopo un ottimo servizio, prova ad andare in avanti da Moretti, c'è la buona lettura di Alessio Oliva. Oliva prova a muoversi a partire a sinistra, subisce il fallo. Seferi chiede il pallone sulla destra, non è stato visto, viene visto adesso, viene servito però Oliva, mentre Seferi prova a salire sempre a destra. Oliva preferisce andare per vie centrali da Simone Succi. Succi tiene in campo questo pallone, si muove alla linea della bandierina, prova ad accentrarsi, serve Klaus Seferi, sono in 3 su di lui, adesso solo un uomo, Seferi va ad allargare il gioco e lo fa bene ancora la Roma a dar respiro alla manovra, poi il cross in mezzo viene murato e deve ripartire la Roma da questa rimessa laterale. Arriva però un altro buon tiro da parte di Francesco Marrocco che parte palla al piede, prova anche ad indirizzare un pallone dalle parti di Alessandro Cosimi, conquista un calcio d'angolo. Battuto corto, buono però il numero con la Roma che prova a sfondare in area di rigore, ci arriva ma c'è un ottimo salvataggio di Eusepi, poi viene servita la palla in maniera un po' rischiosa, l'arbitro però ferma il gioco e offre la possibilità di ripartenza al Footballate Roma Nord. Trincia ad accentrarsi, scarica sulla destra, palla ad Eusepi che scarica ancora a destra, poi Moretti prova l'iniziativa personale ma non riesce a trattenere il possesso della sfera, riparte da sinistra la Roma Calcio 8 con un'iniziativa personale però di Marrocco, va allora Eusepi a recuperare il pallone, gira da dietro il Footballate e prova a ricostruire proprio dalla propria retroguardia difensiva, scodellato il pallone sulla destra, buono il cambio di gioco, c'è però un ottimo pressing di Borci, anche se il Footballate rimane in possesso di palla, tenta di partire palla al piede Natalucci e va da Eusepi, ottima l'imbucata centrale, poteva arpionare il pallone Pompei, ha scelto di lasciare in avanti a Trincia, intanto Eusepi per Moretti, scarica a destra Moretti, colto in controtempo Matteo Trincia, non si intendono il 9 e l'11 del Footballate questa volta. La Roma riparte con Marrocco per Succi, buona la giocata, poi Succi prova a sfondare da solo, non riesce a sorprendere Stenbock. Qui poi c'è l'anticipo da parte di Giuseppe Chianese, anticipo che però viene giudicato falloso dal direttore di gara. Battuto il fallo, un po' contestato, Stenbock prova a girare, c'è l'opposizione di Seferi, Natalucci riparte dalla rimessa laterale, di prima a girare Eusepi, poi sponda di petto a favorire l'uscita di Gabriele. Recupera ancora palla il Footballate, fase un po' confusa della partita con il possesso che parte che passa da una parte all'altra. Eusepi prova a scuotere i suoi, intanto il Footballate Roma Nord
conquista una buona rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato di Borci. Eusepi sempre a far girare di prima, questa volta Moretti riesce a controllare, poi arriva il servizio sulla corsa a cercare poi la spizzata di testa di Matteo Trincia, pallone di poco alto e Trincia non riesce a colpirla di testa. Campanile altissimo, va allora Stenbock a favorire l'uscita del suo portiere Alessandro Cosimi. Poi qui rischia il Footballate Roma Nord con questo disimpegno, il pallone a Succi ai limiti dell'area di rigore, al centro va anche Seferi ma Succi non riesce a servirlo perché impatta su un giocatore in maglia blu. Ancora possesso Roma, ci prova dalla sinistra, pallone ancora per Succi che fa a spallate con Stenbock per la conquista del possesso e alla fine conquista una buona rimessa laterale. Seferi intanto buono il controllo, poi prova a liberarsi fra due, viene fermato da Eusepi in calcio d'angolo. Dietro la rimessa del pallone, poi il colpo di testa, il pallone si ferma in area di rigore soltanto all'ultimo. Può partire il contropiede del Footballate Roma Nord con Eusepi che ci prova. Eusepi va al tiro, Eusepi! La gran risposta del portiere della Roma, Gabriele. Poi il pallone ancora in area di rigore, ancora Daniele Gabriele a bloccare. Eusepi che rimane il più pericoloso, specialmente dalla distanza, oltre ovviamente Andrea Moretti. Intanto dall'altra parte ci prova il numero 9 Succi, poi Klaus Seferi non riesce a liberare il tiro, il lancio lungo a cercare sempre Moretti, buono il controllo, poi si marca da solo il numero 9 del Footballate Roma Nord, alla fine la rimessa dal fondo è per la Roma Calcio 8. Pronto a batterla Daniele Gabriele, lo fa adesso corto sulla sinistra, poi pallone centrale un po' telefonato, palla intercettata da Eusepi, poi sponda centrale a cercare Moretti, ancora Footballate che ci prova subito a recuperare il possesso del pallone che rimane però sui piedi di Francesco Marrocco che allarga sulla sinistra e poi arriva il fallo a favore del Footballate Roma Nord. Natalucci, Eusepi, buono il servizio a cercare Natalucci che controlla, va subito al centro, Eusepi non trattiene, il pallone rimane lì, in qualche modo riesce a salvarsi la Roma che prova subito a ripartire, il lancio lungo di Pisapia a cercare Klaus Seferi, in interdizione c'è sempre Eusepi, poi Natalucci di tacco, una gran finezza per favorire Eusepi che riesce a mantenere il pallone in campo, poi la sponda a cercare Trincia, Trincia ancora si accentra, poi scarica da Moretti, ancora servito sulla corsa Trincia, poi Moretti prova il tiro, spara di poco fuori, vicino all'1-0 il Footballate Roma Nord. Marrocco, servizio sulla corsa ancora a destra, stavolta a cercare Oliva che non riesce ad arrivare sul pallone, che stavolta era effettivamente troppo lungo ed è uscito dal campo. Rimessa dal fondo già battuta da Cosimi, corta da Stenbock. Lancio lungo, sponda di petto di Moretti, Trincia trattiene, mette il pallone a terra, poi prova direttamente il tiro Trincia, che gran tiro quello del numero 11 del Footballate, buona però anche la risposta di Gabriele. Eusepi, ancora il servizio al centro ed ecco la rete che si gonfia, il vantaggio del Footballate Roma Nord, grandissimo l'assist di Eusepi, il gol segnato da Gabriele Pompei, 1-0. Footballate Roma Nord in vantaggio e che effettivamente ha meritato finora questo vantaggio con diverse occasioni create e alla fine un gran gol sull'assist Eusepi Pompei che ha sorpreso tutti
Tanto ci prova Seferi. Primo squillo offensivo anche della Roma Calcio 8. Si spegne di poco fuori il tiro del numero 16 della Roma Calcio 8. Vi dicevo, ottimo il gol, soprattutto con un Pompei che è scattato. Nessuno della difesa della Roma è riuscito ad intercettarlo. E allora è arrivato l'1-0. Succi intanto prova a far salire la Roma. Eusepi ancora a sponda, sempre di prima, con Moretti che prova a mantenere il possesso della palla. È uno schema che provano spesso quelli del Futboletto Roma Nord. La rimessa sul destro di Eusepi che subito Noluk prova a girare per Moretti e qualche volta è anche riuscita. Cosimi questa volta va a lungo, ma sempre con le mani. Trincia ci prova, ma serve Gabriele Daniele. Il cambio di gioco buono a cercare Chianese che butta palla al centro. Succi mette a terra, buono l'aggancio, ancora Succi, marcato, prova a liberarsi, ancora il numero 9 Succi, prova il tiro, fuori. Approvando a reagire la Roma, che se forse affretta un po' troppo rischia di diventare imprecisa. Qui intanto Natalucci sbaglia in disimpegno, offre un pallone a Klaus Seferi che entra in area di rigore. Seferi la sbaglia qui, il pallone esce di pochissimo. Brutto pallone però quello perso da Natalucci. Rimessa lunga ancora a cercare Moretti. Sul pallone c'è il fallo inevitabile ai danni di Andrea Moretti ai limiti dell'area di rigore. Dunque calcio di punizione, buona occasione questa per il Futboletto Roma Nord che ha un tiratore niente male, oltre che Moretti. Su questi calci di punizione è particolarmente efficace anche Andrea Eusepi. Eusepi però si disinteressa, almeno sembra farlo. Arriva adesso nei pressi del pallone, intanto sono 4 gli uomini in barriera sistemati da Gabriele. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Moretti di poco fuori. Ultimo tocco, poi è stata probabilmente una deviazione di Trincia. Allotolucci qui buca l'intervento, ci prova allora Seferi in dribbling, entra in area di rigore, nessuno però in area a concretizzare e finalizzare quest'ottima iniziativa del numero 16 della Roma. Dall'altra parte allora Moretti a duello con Pauliello che si libera bene. Centralmente la Roma con il pallone a Marrocco che prova il tiro e spara di poco alto sopra la porta difesa da Cosimi. Lancio lungo sempre a cercare Moretti, questa volta inefficace, pallone controllato da Gabriele. Sulla corsa il servizio, apertura, Seferi si libera di 2, subisce fallo.
Marrocco, il servizio per Pisapia ed è il pareggio della Roma, calcio a 8, gran schema su calcio di punizione e il gol è del numero 2 Roberto Pisapia, 1-1. Tutto da rifare allora per il Football 8, la Roma non è stata particolarmente efficace davanti, ma ha trovato il gol sulla prima occasione da calcio piazzato. Qui intanto fallo ai danni di Moretti, protestano i giocatori della Roma calcio 8. Subito il servizio centrale, c'è una deviazione, pallone fuori, poi la rimessa, Eusepi alza un campanile verso l'area di rigore, Trincia prova a controllare, Trincia ancora in area di rigore, non riesce ad arrivare al tiro, brocca Gabriele che intanto ha già rimesso il pallone in gioco, l'apertura viene fermata bene da Natalucci, a duello va con Succi che riesce a recuperare il pallone, lungo per Seferi che lo tiene in campo con una magia, ancora Seferi, che giocata quella del capitano della Roma calcio 8, Seferi ancora, prova il tiro a giro, esce di poco fuori. Lungo il pallone arriva a Daniele Gabriele, Football 8 che è un po' calato questa fase finale di primo tempo. Qui intanto c'è la sponda, ancora Seferi al tiro, non trattiene Cosimi, la Roma passa in vantaggio con il capitano Klaus Seferi e per lui sono 27 gol in campionato. Football 8 sotto che ha pagato un po' di disattenzione in questa fase finale di primo tempo. Trincia, prova lui ad accentrarsi, va direttamente al tiro, sbaglia la mira ma c'è stata deviazione, o almeno dice così il numero 11 del Football 8, il direttore di gara però non gli dà ragione ed è rimessa dal fondo. Pallone corto, poi la controlla Succi, buona la partita del numero 9 della Roma. Porsci conquista una rimessa laterale, Marrocco, Succi ancora, prova a mantenere il possesso, Marrocco indietro, Gabriele. Si muovono in tanti, servizio arriva a Succi, gran pallone quello per il numero 9 che poi prova la giocata di sponda, c'è il tiro di Borsci che fa tremare tutta la porta del Football 8 Roma Nord, ma il numero 11 spara sopra la traversa. Nicolucci, eccolo il pallone, subito arriva il pareggio del Football 8 Roma Nord, dopo qualche minuto di sofferenza il Football 8 torna a respirare con il gol di Matteo Trincia, 2-2. Allora intanto è stato cambiato, entrambe le squadre erano d'accordo sul fatto che fosse sgonfio
Succi prova a mantenere il pallone in campo, costretto però a cedere la rimessa. Cosimi, sponda di Moretti che poi torna sul pallone, ancora il numero 9, butta al centro, prova l'1-2, non riesce a controllare, ma c'è anche Eusepi, tiro strozzato, deviato, ma Gabriele evita il calcio d'angolo. Seferi in dribbling, prova a partire tra due, ancora Seferi, questa volta non riesce, allora Eusepi allarga a destra, torna sul pallone, lo perde però, prova allora la Roma in contropiede, ma c'è la grandissima risposta di Cosimi su Succi, gran parata quella dell'estremo difensore del Football 8. Poi tiro dalla distanza da parte di Francesco Marrocco, un po' impreciso, ha avuto un po' troppa fretta. Cosimi, corto il pallone, parte il Football 8 con il pallone sulla destra, fischio dell'arbitro e rimessa per la Roma. Marrocco chiede palla a destra a Seferi, viene visto, la riceve e la stoppa sempre elegantemente, poi prova a partire tra due, non riesce, però subisce fallo Seferi. Rincorsa di Spartak Borshi, va lui altissimo sopra la traversa e fischio dell'arbitro per sancire la fine del primo tempo. È 2-2 tra Football 8 e Roma Nord e Roma Calcio 8, partita ancora tutta da gustare nel secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo alla Stella Azzurra tra Football 8 e Roma Nord e Roma Calcio 8, 2-2 alla fine dei primi 25 minuti. Questo è un derby che chiude la 25esima di campionato della Lega Calcio 8. In possesso c'è la Roma, adesso maglia bianca attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri schermi in questo secondo tempo. Football 8 invece in maglia azzurra attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. 2-2 alla fine del primo tempo, ha aperto le marcature Gabriele Pompei per il Football 8, poi 2 gol della Roma con Pisapia e Seferi, poi il pareggio del numero 11 del Football 8 Trincia, che qui intanto va sul pallone, poi prova a tornarci, c'è il recupero però di Marrocco, parte allora Seferi, prova a sterzare, va all'appoggio proprio per Pisapia. La ripartenza del Football 8 Roma Nord è stoppata sempre da Pisapia, che intercetta il pallone, scarica dai compagni. Borshi, buono il cambio di gioco a cercare Seferi, Pisapia prova a partire, non riesce il servizio a un compagno, la ripartenza allora del Football 8 Roma Nord con il pallone imbucato in mezzo verso Moretti, riesce a ripartire però la Roma. Succi, prova il tiro, Succi, c'è la gran risposta di Cosimi, dall'altra parte allora il Football 8 Roma Nord tenta il contropiede, si perde però nel nulla, o meglio si perde in zona dove Daniele Gabriele riesce a recuperare. Eusepi, il servizio a cercare Moretti, la sponda per il tiro del numero 4 Federico Lippi,
neoentrato in questo secondo tempo tra le fila della formazione di Simone Bonfiglio. Poi Borsci, fischio dell'arbitro per la rimessa laterale del Football 8. Stenbock, Eusepi, serve in profondità ma non c'è nessuno. Pisapia, Marrocco, ancora per Pisapia, Borsci, viene chiuso da Cosimo, Borsci ancora la rimessa laterale, Seferi controlla, prova a partire, c'è il recupero di Lippi, poi l'opposizione di Borsci, la rimessa laterale è per il Football 8 Roma Nord. Moretti, Eusepi va a girare ma Trincia non controlla il pallone, era una buona occasione questa per il Football 8 che con questi lanci di prima di Eusepi ha sempre le potenzialità per accelerare di colpo la manovra e rendersi pericolosa. Pisapia, Borsci per Seferi che spara di poco fuori. Lungo con le mani Alessandro Cosimi, sponda di petto di Moretti, il pallone per Trincia, prova a restituirlo a Moretti che riesce a tornare in possesso e poi conquista una rimessa laterale in zona d'attacco. Arriva Roberto Nicolucci a batterla, va a servire Eusepi che torna da Nicolucci, ancora sul pallone per Eusepi, Eusepi ancora al tiro, gran risposta quella di Gabriele. Dall'altra parte uscita di Cosimi, un po' rischiosa perché c'era in agguato Seferi. Stenbock, parte lui, palla al piede, poi va da Eusepi, il servizio sulla corsa a Natalucci che butta al centro, va a girarsi Trincia, ancora Gabriele a salvare la Roma Calcio 8. Eusepi ancora il tiro, c'è la deviazione di Moretti che però va a togliere il pallone dalla porta. È stato però anche un tocco della Roma, allora è calcio d'angolo per il Football 8. Corner che viene battuto a cercare Moretti, prova la ripartenza la Roma ma c'è Stenbock, Cosimi non trattiene Trincia, il servizio in avanti per Seferi e lì davanti non può sbagliare il numero 9 della Roma, Simone Succi, è il 3-2 della Roma che va in vantaggio con Simone Succi. Grandissima la giocata ancora una volta di Seferi, tra l'altro il Football 8 Roma Nord era in un buon momento, è stato implacabile il numero 16, gran dribbling e poi lì impossibile sbagliare per Succi. Stenbock prova direttamente ad andare in area di rigore da Moretti, il colpo di testa, poi Seferi prova a partire, ancora Seferi fermato da Natalucci. Pisapia di testa per Borsci, Succi, ancora Borsci, prova anche Succi ad avventarsi sul pallone. Cosimi, poi pallone in avanti, toccato da Eusepi, anzi scusatemi, era Trincia. Poi vediamo se Moretti ha conquistato una rimessa laterale, sembra così perché adesso appunto a dare il pallone a Natalucci, pronto a battere la rimessa.
a cercare Eusepi, malinteso e altro contropiede della Roma portato avanti sempre da Seferi, 3-2, subisce fallo. La battuta del calcio di punizione, c'è una deviazione e calcio d'angolo. Seferi corto da Pisapia, torna sul pallone, prova a sfondare nell'area di rigore, butta al centro. Chiama la palla Simone. Scusatemi, Gabriele. Lungo il pallone, colpo di testa a favorire l'uscita di Alessandro Cosimi. Stenbock, Eusepi, imbucata centrale, riesce Borsci ad opporsi, Succi a sostegno, Marrocco, colpo un po' rischioso ma Pauliello riesce a recuperare e a servire Gabriele. Pallone lungo a cercare Borsci che commette fallo. Capito, Rubè, senza che dico un cazzo, sono 3 volte e mi risponde male, senza che dico niente. Anche lei. Ho sentito. Mo' alzo 3 metri. Mo' alzo 3 metri. Qualche diverbo in cambio. Niente di particolarmente grave. Sponda di Moretti, pallone in area di rigore. Chiedono un fallo di mano i giocatori del Football 8. Ancora pallone al centro, messo fuori. Seferi, palla al piede il numero 16 della Roma. Seferi, ancora il tiro, la doppietta. Klaus Seferi questa sera ha scatenato, cala il poker per la Roma, segna il suo 28esimo gol in campionato ed è 4-2. Apertura sulla sinistra, nel nulla però per il Football 8 Roma Nord, sta avvertendo un po' di difficoltà nel creare offensivamente. Pompei, Moretti alza un campanile a favorire Lippi. In recupero del pallone ancora il Football 8, riesce però nuovamente ad uscire in contropiede la Roma. Succi ancora sul pallone, il duello con Moretti, fischio dell'arbitro per il fallo commesso da Succi. Va Eusepi, non prova il tiro
C'è invece il tiro dopo lo scarico, il Footballate Roma Nord accorcia le distanze e realizza il 4-3, l'assist è ancora di Eusepi e questa volta il gol è del numero 15 Roberto Natalucci. Gabriele, buono il recupero, il servizio verso Moretti, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, viene anticipato da Gabriele che va a bloccare la sfera. Buono invece il recupero questa volta di Stenbock anche in fase offensiva, altro tiro e lì c'è il gol, probabilmente la deviazione decisiva è stata di Moretti e il Footballate Roma Nord in 2 minuti riesce a pareggiarla, era sotto 4-2, segna il 4-4. Marrocco. Ancora seconda metà di secondo tempo, tutta da vivere. Seferi prova a partire, Seferi! È terzo gol della serata, non ci sta e la vuole vincere, lo sta facendo praticamente da solo Seferi ed è 5-4 per la Roma. Eusepi, pallone sulla sinistra, mamma mia quanto rischia qui Pauliello, calcio d'angolo, battuta dell'angolo a cercare Moretto, ha trovato invece Stenbock che fa l'esterno a destra, ributta verso l'area di rigore, provato il gol in acrobazia, attenzione però perché la Roma può partire in contropiede e cercare sempre più di chiuderla. Francesco Marrocco è il 6-4 della Roma che torna con 2 gol di vantaggio anche qui nel giro praticamente di 120 secondi, 6-4. Anche se le difese sembrano particolarmente sguarnite in questa fase, prova Eusepi al tiro, viene murato, poi c'è il tentativo di recupero, la sponda di Moretti, Chianese, prova lui a partire, trova deviazione e conquista rimessa laterale. Marrocco, Seferi, subisce fallo il numero 16 della Roma. Tiro deviato e rimessa Roma in zona d'attacco. Seferi prova a girarsi ancora, Seferi fra 2, mantiene il possesso del pallone. Poi è il compagno che butta palla fuori, Eusepi. Succi a dirgli di no, altra rimessa laterale per il Footballate Roma Nord che deve però ancora partire. Anzi scusatemi, la rimessa è addirittura per la Roma Calcio 8. Seferi, stavolta perde il pallone, probabilmente il primo errore della partita. Stenbock, Eusepi, addirittura al tiro Eusepi, Simone non trattiene, lì davanti Moretti, poi commette fallo. Questo contrasto si è fatto male Daniele Gabriele vicino alla bandierina.
Moretti va a sincerarsi delle condizioni del portiere avversario. Vediamo se Gabriele riesce a rimanere in campo, se invece è costretto ad abbandonare la gara. Riprende posizione fra i pali. Un SH bianco e un SH grigio da spostare immediatamente. Un SH bianco e uno grigio in doppia fila da spostare immediatamente, grazie. Un SH bianco e uno grigio da Pauliello a battere la rimessa, riprende il gioco. Sponda Succi, conquista rimessa laterale, Pisapia, ancora Succi, duello con Stenbach, Eusepi, palla al piede, torna indietro, da Cosimi, ancora Manuel Cosimi, allarga da Stenbach, poi Eusepi, indietro da Cosimi, Eusepi ancora, Cosimi, il servizio verso l'area di rigore dove tenta di girarsi Pompei ma non riesce, Nicolucci a recuperare, Eusepi ancora, il tiro di Eusepi di poco fuori. Gabriele, Succi di testa, la sponda però è per Cosimi, Alessandro dà a Manuel Cosimi, pallone lungo a cercare Moretti, nulla da fare, troppo lungo il servizio, c'è Gabriele in recupero, anche lui va lungo, cercare Seferi, Eusepi, Nicolucci, Stenbach, il servizio per Moretti, va al tiro Moretti e fa il 6-5 per il Footballate Roma Nord. Questa volta è un gol indiscutibilmente di Andrea Moretti, 6-5. Succi, Marrocco, tanto l'arbitro ha aggiornato sulle tempistiche della partita, mancano 4 minuti più recupero, il cronometro coincide perfettamente anche con il nostro. Intanto c'è il tiro dalla distanza di Manuel Cosimi, l'illusione del gol, ma il pallone è fuori. Simone lungo, sponda ancora di Succi a cercare Pisapia, trovato sempre però Alessandro Cosimi. Time out intanto.
Nicolucci prova a partire, ma recupera palla ancora Seferi. Seferi in area di rigore. È il 7-5 della Roma, calcio a 8, ancora una volta Klaus Seferi. Moretti, Eusebi sulla destra, Nicolucci tenta addirittura il tiro fuori. Gabriele lungo a cercare Succi. Succi riesce a conquistare il possesso, prova il tiro, spara altissimo. Cosimi per Manuel Cosimi, poi Eusebi lungo il servizio, che però per Daniele Gabriele. Seferi prova sempre a partire a destra, viene fermato. 4 minuti di recupero alla fine della sfida, indica il direttore di gara. Seferi ancora gioca di sponda, va da Succi, servito ancora Seferi, stavolta va da Moretti. Moretti all'indietro verso Cosimi, poi Eusebi sbaglia il servizio verso Moretti, tenta di arrivare Trincia, Pisapia, poi il servizio è verso Seferi che va sul pallone. Seferi ancora in area di rigore, tenta il servizio per Succi e ancora altro assist, super prestazione quella di Seferi. Non si contano più i gol, ma non si contano più neanche gli assist, è 8-5. Mancano solo minuti formali alla fine della partita. Intanto prova Stenbock il tiro. Simone, Succi, buono il servizio, ancora una volta al centro, prova Pisapia, prende la traversa. Buono il servizio, nessuno arriva, c'è sempre Simone. Succi allarga, Nicolucci centrale, velo di Trincia a cercare Moretti che la piazza alta. Pisapia, il servizio sulla corsa buono. Cosimi per Manuel Cosimi, si allarga, poi va da Eusebi. Trincia ancora per Moretti, 8-6, ancora Moretti che realizza un altro gol anche per lui stasera. Gran prestazione, ma per il Footballate Roma Nord è solo l'8-6. Succi, sempre Succi, si gira, buono il servizio a destra, tiro dalla distanza
provato da Marrocco. Eusebi, Moretti, tenta il tiro Moretti, ancora una volta Andrea Moretti, 8-7 per il Footballate Roma Nord, incredibile partita che sembra non finire mai. Triplice fischio dell'arbitro, una pioggia di gol per chiudere la 25esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, alla fine finisce 8-7 tra Roma e Footballate Roma Nord, con la Roma che deve ringraziare specialmente il proprio capitano Klaus Seferi, autore di una partita straordinaria.